Siamo già in compagnia dell'assessore dei trasporti per la Regione Veneto, Diego Ruzza, e qua l'occasione migliore del Vinitaly per parlare di un evento che smuove davvero le masse. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, e veramente oggi e in questi giorni Verona è non solo al centro della Regione del Veneto come protagonista, ma assolutamente una vetrina internazionale su questo prodotto straordinario appunto che è il vino e che valorizza i nostri produttori, i nostri territori, quindi veramente tantissima gente anche oggi dopo la fantastica inaugurazione di ieri con un parterre incredibile di ministri, sottosegretari e istituzioni, e quindi anche oggi siamo qui al Padiglione Veneto in questo momento per mandare un messaggio chiaro di forte sostegno ai nostri produttori, alla nostra filiera e al mondo vitivinicolo. Eh sì, infatti, perché lo dicevamo anche poc'anzi, Vinitaly è una delle vetrine internazionali più importanti per quello che sono proprio i produttori di vino, ma non solo, perché poco fa abbiamo parlato anche di olio, che è un vero e proprio oro liquido, quindi davvero una grande occasione per far conoscere al mondo tutta l'eccellenza del nostro territorio. Assolutamente sì, e credo che sia giusto anche sottolineare il grandissimo sforzo che la Fiera di Verona sta facendo in questi anni, dove ha fatto diventare veramente queste manifestazioni veramente di primo livello, di assoluto livello a livello mondiale, perciò veramente al Presidente Bricolo e al suo staff i nostri complimenti. Ovviamente c'è una grande sinergia con Regione Veneto per poter promuovere ulteriormente questi eventi, stiamo già parlando per la vetrina del 2027, perciò ci sono tutti gli ingredienti e tutti i presupposti per avere sempre degli interventi di altissimo profilo e che soprattutto facciano conoscere la nostra terra e i nostri territori ben al di là dei confini regionali. Quindi ci auguriamo che Vinitaly sia sempre più d'esempio per il Veneto, proprio per capire come valorizzare il territorio, ma soprattutto anche su come collaborare per rendere possibile davvero tutto questo. Assolutamente sì, è una bellissima dimostrazione di sinergia e collaborazione tra istituzioni, filiera, enti, consorzi e produttori, quindi direi che siamo assolutamente un modello da guardare con grande attenzione, ma soprattutto da esportare e da anche copiare, perché chi fa bene le cose è anche giusto che venga copiato in modo da poterle rendere anche ancora più fruibili, ancora più belle in futuro. Quindi ecco Chetti, abbiamo sentito ai nostri microfoni anche Diego Ruzza, appunto assessore ai trasporti per la Regione Veneto, grazie mille per questo collegamento.